Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 13 marzo. Cominciamo dando un'occhiata ai quotidiani nazionali dedicati ovviamente alla guerra in Medio Oriente, all'attacco alla base italiana e poi un ricordo di Enrica Bonaccorti che ci ha lasciato. Partiamo dunque da Repubblica, che appunto dedica l'apertura all'attacco alla base italiana e al ritiro del contingente. Soldati italiani via dalla guerra, il titolo: scatta il ritiro graduale del contingente dopo il drone sulla base di Erbil. Il ministro Crosetto dice: è stato un attacco deliberato contro di noi. E poi è stato diffuso il primo messaggio letto da un'altra persona, però firmato dal figlio di Khamenei, che ha preso il suo posto: vendetta per i martiri, e il messaggio: Hormuz resta chiuso. Intanto il petrolio schizza oltre i $100. Titolo analogo troviamo sul Corriere della Sera col messaggio di Khamenei: resistenza e vendetta. Primo discorso del nuovo leader iraniano, che non compare però dal vivo. Lo stretto, dice, resta blindato, le basi USA vanno chiuse. E poi l'attacco ad Erbil, il drone, i militari nel bunker, gli italiani abbandonano l'Iraq. Vediamo ancora La Stampa: furia Khamenei, vendichiamo i nostri martiri, la nuova guida manda un messaggio ma senza apparire. E concludiamo questa carrellata di prima pagina con il Sole 24 Ore: fiammata del petrolio sopra i $100, caro carburanti, frenata sui tagli alle accise, e con la copertina dell'Espresso che si chiede: guerra, chi paga il conto? Aumento benzina sì, recessione sì, inflazione sì, disoccupazione sì, spesa sì, tutti aumenti che poi pesano, dice la copertina, sulle spalle dei cittadini. E allora intanto partiamo con l'attacco alla base italiana di Erbil, con i soldati dopo l'attacco dicono: morale alto ma siamo stanchi. Il comandante Pizzotti riferisce soltanto di danni materiali, feriti 6 militari francesi. E poi appunto analizziamo ancora meglio il messaggio del nuovo leader iraniano. Il tono è severo, più duro di quello del padre, nessun segnale di moderazione, nessuna parola che lasci intravedere una possibile de-escalation, insomma un linguaggio da generale dei Pasdaran. Ma che cosa ha detto? Ha detto: lo stretto di Hormuz deve continuare ad essere utilizzato come strumento di pressione contro i nemici, Stati Uniti e Israele, e questo collo di bottiglia da cui passa la maggior parte del traffico di greggio nel mondo. Basi americane: consiglio ai paesi nel Golfo di chiudere le basi americane, perché è chiaro che la promessa degli USA di garantire sicurezza è falsa. Sangue dei martiri: assicuro che non ci asterremo dal vendicare il sangue dei nostri martiri, la rappresaglia non si limita solo al leader supremo. E poi: ho visto il corpo di mio padre dopo la sua morte e ciò che ho visto era una montagna di fermezza, aveva il pugno ancora serrato, dice Khamenei, e questo è il suo messaggio. Dicevamo dello stretto di Hormuz, che è l'arma economica in mano ai leader iraniani, che hanno deciso però di riaprirlo, ma solo al suo greggio diretto per la Cina. I timori per il supporto tecnologico logistico di Pechino a Teheran, mentre appunto dicevamo il petrolio torna a $100. L'export è ripreso al ritmo di oltre 2 milioni di barili al giorno, garantendo una relativa stabilità finanziaria al paese. Trump rischia di aver sottovalutato le capacità del regime, cosa che stanno ribadendo vari analisti a proposito. E il prezzo, dicevamo, sale a quota 100, è lo shock peggiore della storia. Teheran dice stretto chiuso, ma abbiamo visto che passano le petroliere dirette alla Cina. Trump dice: noi ci arricchiremo, iniziato l'utilizzo delle riserve strategiche. L'Italia rilascia 10 milioni di barili. E se questo è quello che succede in Medio Oriente, dove appunto i bombardamenti colpiscono tanti paesi, tra cui il Libano, negli Stati Uniti, in particolare in Michigan, c'è stata una sparatoria, momenti di terrore, l'attentatore è stato ucciso, ma pare che fosse di origine libanese e che tutta la sua famiglia sia stata distrutta nel corso di un bombardamento da parte israeliana appunto sul Libano.
Il corpo dell'aggressore carbonizzato è stato ritrovato, nel retro dell'auto c'erano mortai. Naturalmente tutti i genitori sono stati avvertiti, tutti i bambini e lo staff sono stati trovati in buone condizioni. Un camion aveva speronato la porta d'ingresso e aperto il fuoco. In un'America da 13 giorni in guerra, l'assalto contro la comunità ebraica in Michigan ha cambiato la programmazione delle TV, perché adesso, come dire, il terrore è arrivato anche nelle loro case. E poi così un siparietto a margine di quanto succede di drammatico, cioè questo vezzo di Donald Trump di regalare a tutti i suoi collaboratori le sue stesse scarpe di questo marchio specifico. L'ultima mania, le compra da un'azienda statunitense. Ha iniziato a regalarle a ministri, parlamentari, amministratori delegati e personaggi più o meno noti. Cosa fa? Chiede quale taglia porti l'ospite, piazza l'ordine ai suoi assistenti che lo vanno a cercare nelle tante scatole impilate e corredate da biglietti e autografi del presidente. Se ne sono accorti perché nelle ultime settimane le stesse scarpe sono comparse ai piedi di diversi fedelissimi, fra cui appunto il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. E siccome lui valuta le persone anche dalla misura che portano, pare che lui abbia detto si capiscono molte cose di un uomo dalla taglia delle sue scarpe. Sì, che pare che Rubio abbia ordinato un 45,5 pur portando insomma, una misura un po' più piccola, e tutti hanno notato insomma, questi centimetri in eccesso, e questo giusto per far sorridere. Ma torniamo in Italia perché si avvicina il referendum. Ieri il grande evento per il sì, la Premier ha giocato la carta della paura: se vince il no, stupratori liberi, ha detto fra le altre cose. Con il no, ha detto ancora, avremo correnti delle toghe potenti e negligenti con migranti illegali e spacciatori rimessi in libertà, figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco. Il riferimento alla vicenda della famiglia nel bosco che tratteremo tra poco. Meloni ha parlato così dal palco di Milano: nessuna possibilità comunque che io mi dimetta, e smentisce Bartolozzi, la capo di gabinetto del Premier Nord, che proprio qui dei nostri studi aveva attaccato i magistrati dicendo sono come un plotone di esecuzione. Ma vi dicevo, la famiglia nel bosco, c'è stato un irrigidimento da parte della mamma che è stata allontanata dalla casa famiglia, dove sono rimasti però i 3 bambini. Ora il papà, che diciamo, ha assunto un atteggiamento più moderato, tratta con l'assistente sociale. Pronta una nuova abitazione, la garante dell'infanzia ha visitato i bambini e ha detto spropositata la decisione di allontanare i genitori. Quindi c'è stato il primo vero faccia a faccia tra il padre e la rappresentante istituzionale. Naturalmente hanno diverse visioni della vita, ma un minimo comune denominatore per l'uno e per l'altro, cioè sia per il papà che per la rappresentante dei servizi sociali. Si tratta di mediare per offrire uno sbocco positivo ad una vicenda che logora entrambi e che rischia di rovinare la reputazione degli assistenti sociali. E quindi dice: se mi restituiranno i figli avrò bisogno di una casa confortevole come questa, avrebbe sussurrato Nathan al suo amico Armando, l'ex ristoratore che gli ha messo a disposizione una casa dove ha vissuto da quando è rimasto solo. E forse si parla anche di una frattura nella coppia di coniugi che avevano appunto assunto posizioni un po' diverse. E poi un altro caso di cronaca: trasmettono l'AIDS alla figlia, non l'hanno mai fatta visitare. A Bologna genitori a processo, niente vaccini dal medico per la prima volta a 6 anni. Una sieropositività nota ma tenuta quanto più possibile nascosta durante la gravidanza, poi il parto in Spagna e non in una struttura sanitaria, senza controlli né precedenti né successivi alla nascita della figlioletta su una eventuale trasmissione del virus, e nessuna visita dal pediatra, niente vaccini. La bimba ha visto per la prima volta un medico a 6 anni e adesso questi genitori sono a processo. Parliamo ancora di minori, questa volta minori torturati dai poliziotti. Fare chiarezza, reati indenni.
Parliamo dell'inchiesta sulle violenze a Casal del Marmo che è finita in Parlamento. Il Dipartimento di Giustizia ricorda che le denunce sono partite proprio da noi. Un carcere degli orrori tra alcol, droga e abusi sessuali. Mi chiamavano scimmia, racconta uno dei detenuti che denunciano tra loro molti stranieri. Gli agenti ci lasciavano in pace solo se gli fornivamo cocaina. E questo arriva dopo il poliziotto che aveva inscenato la messa in scena dell'omicidio di uno spacciatore. Intanto arriva questo report di Save the Children che dice che tra i reati in aumento tra i minori c'è anche l'associazione mafiosa, coltelli e rabbia, allarme ragazzi violenti in 10 anni, rapine più che raddoppiate. E questi sono i grafici, vedete, delle lesioni personali oppure delle rapine, delle risse, eccetera. Andiamo adesso a salutare Enrica Bonaccorti, la signora della TV. Sono in tanti a ricordare i suoi esordi fra cinema e teatro, la popolarità con il Mezzogiorno di Rai 1, poi il passaggio a Mediaset, il male vissuto in pubblico come aveva vissuto tutta la sua vita. La ricorda anche La Stampa, che se n'è andata a 76 anni e diceva: la vita è da affrontare così come ti si presenta, o nuoti o affoghi. E ancora il ricordo di Mara Venier che strappa un sorriso, mai avuto il coraggio di dirle che il suo antipasto era pessimo. Racconta che erano come due sorelle, due donne semplici dalla vita complicata. Fu Renato Zero a organizzare la festa di compleanno a novembre, 300 persone, una bolgia allegra incredibile, e lei mi disse: quest'anno lo festeggio, l'anno prossimo non so. Quindi grande consapevolezza anche del momento critico che stava vivendo, della sua malattia, affrontata sempre con grande serenità. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con l'informazione regionale. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, venerdì 13 marzo. Siamo alla parte dedicata all'informazione regionale che apriamo con un'occhiata alla Sicilia Web che ci propone una notizia appena battuta dalle agenzie che quindi non troviamo nei quotidiani, e cioè che è morto Bruno Contrada, controverso 007 della lotta alla mafia, più volte indagato e condannato. È morto a 94 anni, ex numero 3 del SISDE, protagonista della guerra di mafia a Palermo, ma anche al centro di una controversa vicenda giudiziaria che ha diviso l'opinione pubblica dopo la condanna a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Era nato a Napoli, siciliano da adozione. Dopo aver svolto la sua carriera proprio a Palermo, aveva percorso tutte le tappe dell'investigatore, da dirigente di polizia ad alto funzionario dei servizi segreti nell'arco di un triennio. Era stato accusato di concorso esterno alla mafia e condannato a 12 anni di carcere, finiti di scontare nel 2012, arrestato alla vigilia del Natale 92, l'anno delle stragi palermitane, poi a giudizio è stato condannato a 10 anni di carcere nel 96, sentenza ribaltata nel 2001 dove fu assolto. Poi una nuova condanna a 10 anni, quindi il carcere, i domiciliari, e poi fine pena nell'ottobre del 2012. Poi tentativi di revisione del processo e gli appelli alla Corte di Strasburgo per i diritti umani. L'Italia è stata condannata 2 volte perché il detenuto non doveva stare in carcere per le sue condizioni di salute. Contrada in questi anni ha sempre combattuto per salvaguardare, diceva, l'onore di un uomo delle istituzioni, onore che mi hanno tolto, ma non ho perso fiducia nello Stato. E poi vediamo le altre notizie. Paura per l'atterraggio del volo Catania-Milano. Ieri sera, per un possibile problema al carrello, sono state attivate le procedure di emergenza, sono state schierate le ambulanze, tutto il protocollo. C'era una certa preoccupazione, ma poi l'aereo è atterrato regolarmente. E poi vi ricordo che da stamattina è chiuso al traffico il torna indietro del Tondo Gioeni temporaneamente per lavori, per consentire lo scavo e la posa di una canaletta di scolo che servirà a migliorare la gestione delle acque piovane nell'area di fronte alla fontana appunto del Tondo Gioeni. Ma andiamo adesso a vedere invece le prime pagine dei giornali. La Sicilia
Naturalmente dedica la taglio alto alla inchiesta che coinvolge il super manager Iacolino, quel cavallo di Troia che ha incastrato Iacolino, l'ormai ex vicepresidente della commissione antimafia, a cui era stato presentato il boss, dice: mi sono fidata di lui. E poi invece Repubblica Palermo ci dice che il boss puntava ai fondi del ciclone Harry, Vetro voleva entrare proprio negli appalti per la ricostruzione. Iacolino fece da tramite con Cocina, l'incontro ci fu, ma non ebbe seguito, insomma non ebbe appalti. Giornale di Sicilia, un assessorato al migliore efferente, l'inchiesta sulla regione, ancora le intercettazioni tra imprenditori alle infrastrutture, il direttore dei lavori vuole 15, ma siamo alla fiera, gliene ho già dati 10, questo era il tenore delle conversazioni. E la Gazzetta del Sud, il quotidiano di Messina, mette in grande risalto ovviamente l'omicidio di Daniela e dice la sua morte è una sconfitta dello Stato. E perché in particolare? Perché si è scoperto, come sapete, che l'uomo era in attesa del braccialetto elettronico che non era ancora arrivato, forse sarebbe arrivato proprio il giorno dell'omicidio. Lui è stato interrogato nuovamente, ha confessato nuovamente di aver ucciso Daniela intorno alle 9 di lunedì sera con 40 coltellate, voleva avere con la donna, ha detto, un incontro chiarificatore, non aveva l'intenzione di ucciderla, ma guarda caso si era portato appresso un coltello. Voleva chiederle spiegazioni sulla denuncia che lei aveva presentato e che lo aveva fatto finire agli arresti domiciliari. Riteneva ingiusta l'accusa di maltrattamenti e ricordiamo che già una volta l'aveva convinta a ritrattare la precedente denuncia, la prima. E c'è rabbia per il braccialetto tra i familiari di Daniela, il legale parla del dispositivo che era indisponibile. Andremo in fondo a questa vicenda, dice l'avvocato del fratello, se tutto sarà confermato sulla questione del braccialetto elettronico ci batteremo perché quello che è accaduto a Daniela non capiti a nessun'altra donna. Omicidio scoperto dalla figlia di Daniela, una giovane donna tra l'altro incinta di 7 mesi che ha ritrovato la mamma in un lago di sangue a 24 ore dalla morte perché non rispondeva al telefono e che è ancora ricoverata in stato di shock al Policlinico di Messina. I medici stanno monitorando la gravidanza, intanto per la zinnante è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita sabato mattina. E veniamo invece all'inchiesta cosiddetta Iacolino. Il boss Vetro, compaesano di Iacolino, puntava fra i vari appalti che reclamava anche i fondi del risanamento dopo il ciclone Harry e fece da tramite Iacolino tra il boss e il capo della protezione civile regionale Cocina, con il quale poi non c'è stato alcun seguito. Oggi il super burocrate è stato interrogato dai PM, i giornali non lo possono sapere, ma dalle agenzie apprendiamo che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma Vetro puntava ad espandere il suo potere all'interno di quell'assessorato, parliamo dell'assessorato alle infrastrutture tanto strategico, e sembra che ne avesse parlato con Iacolino per trovare nuove opportunità. Ad un altro funzionario arrestato Teresi diceva: prendi questa carpettina da dietro e la sistemi, vedi se c'è una busta. Era appunto ovviamente la mazzetta. Tutto questo documentato dalle telecamere nascoste piazzate dagli investigatori. Le indagini raccontano che Teresi ha aperto molte porte al boss Vetro, telefonò addirittura all'assessore comunale ai lavori pubblici di Castelvetrano per proporglielo come imprenditore. Dice: lui ha fatto tutte le nostre procedure, lavora con noi, quindi lo garantiva. Una storia davvero incredibile, un dirigente regionale che propone ad un comune la ditta di un mafioso. È quello che ha perso tutte le attività nostre, diceva Teresi. In ballo c'erano i lavori, in quel caso per rimuovere la Posidonia, ma naturalmente al boss facevano gola tutti gli appalti. Appunto oggi abbiamo detto siede
E poi c'è all'interno di questa vicenda quella della vicepresidente dell'antimafia regionale Bernadette Grasso, che si è autosospesa e si è difesa dicendo: mi sono fidata di Iacolino, ha ammesso di aver avuto contatti con Vetro ma non potevo sapere chi fosse, mi sono fidata. Sono queste più o meno le parole che ha pronunciato ieri davanti ai PM di Palermo, titolari di questo filone d'inchiesta, dove lei è stata ascoltata a sommarie informazioni. Quindi un'ammissione ma senza conoscere i reali retroscena del personaggio. E poi lasciamo questo argomento, parliamo di cronaca con la storia, anche questa abbastanza assurda, di una donna che si spacciava per medico estetico e praticava botox e filler in casa, e purtroppo questa è una prassi molto diffusa da cui bisognerebbe mettersi in guardia. Non solo, ma questa donna, questa finto medico, per farsi pubblicità stava eseguendo un trattamento in diretta su TikTok, appunto per attirare nuovi pazienti, ma proprio sul più bello bussano alla porta, la segretaria chiede chi è, rispondono: siamo i carabinieri, e tutto questo audio si sente pulito nella diretta social. Insomma, una figuraccia conclusa con i militari che hanno denunciato in stato di libertà la donna. Sono state sequestrate diverse attrezzature, dispositivi medici, confezioni di farmaci, un vero e proprio tariffario, un'agenda con le prenotazioni, e questo, appunto, dicevamo, porta all'attenzione un fenomeno molto diffuso, l'esercizio abusivo della medicina estetica, che viene ritenuta un po' più facile da praticare ma che invece può portare anche a conseguenze molto molto serie. Andiamo avanti, andiamo a Mondello, sulla spiaggia, dove è stata revocata la concessione alla società italo-belga, che però non ci sta e ha presentato ricorso, mentre la Regione va avanti e ha presentato il nuovo bando regionale per le nuove concessioni, spiaggia che sarà divisa in 13 lotti affidati, e già ci sono vari imprenditori che si fanno avanti. La Sicilia, nelle pagine di Palermo, dedica un taglio alto alla rivolta dei rider, i fattorini per le consegne a domicilio. Potremmo tradurre: basta precariato, la CGIL chiama a raccolta gli addetti alle consegne, non hanno diritti, urgente un contratto. E poi naturalmente facciamo i conti anche noi con l'impennata dei prezzi, benzina e materiali arrivati a prezzi folli. Vediamo adesso la pagina dedicata alla cronaca di Catania del quotidiano La Sicilia. Ci racconta della Smart Police, quella dei poliziotti dei vigili urbani in monopattino, e poi l'appello: riprendiamoci il mare, il Caito torni pubblico. Parliamo di quel pezzo di scogliera che si trova proprio sotto la stazione, che dovrebbe essere trasformato in un altro porticciolo turistico. E poi andiamo a vedere questa, la truffa del gasolio, 5 indagati e ditte coinvolte importavano gasolio dall'est senza pagare le accise. Tondo Gioeni torna indietro, chiuso fino a lunedì, l'abbiamo già detto. E poi il ficus di Piazza Marina, gravemente malato, esperti al suo capezzale. Pensate, uno dei più grandi d'Europa, con 10.000 metri cubi di chioma fogliare, ma è gravemente malato, e come accade per gli esseri umani un team di esperti è al lavoro per valutare l'entità della malattia e soprattutto decidere la cura, anche perché si tratta di una pianta di 162 anni sistemata nel 1864, un'altra epoca, nell'area dove sorge il giardino Garibaldi, progettato dall'architetto Basile. Faremo di tutto per salvarlo, dicono i team di esperti. E poi si avvicinano le giornate FAI di primavera, che come sempre aprono i tesori dell'isola, ci porteranno in 65 luoghi, a Palermo visite a Porta Nuova e Palazzetto Agnello, ma si potrà andare dalla visita ad una chiesa rupestre
a un monastero. Ci saranno gli apprendisti ciceroni, gli studenti che mostreranno ai visitatori i vari beni, i registri più antichi del liceo classico Garibaldi, porte aperte anche al museo Falcone Borsellino realizzato negli spazi del Tribunale in piazza Vittorio Emanuele, che sarà visitabile, poi Palermo, Catania, Siracusa, ben 65 luoghi di cultura aperti nell'isola. Uno degli angoli più affascinanti della città etnea è il criptoportico del Giardino Bellini. Un'esperienza immersiva che insomma, i visitatori potranno fare visitando il cuore nascosto del parco, dove natura, architettura e memoria si intrecciano. Insomma, tanta scelta tra questi 65 siti che apriranno i battenti grazie alle giornate FAI di primavera. Con questo diciamo, augurio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.